Ecco, Liliana Ghiani, una nostra amica sarda che vive in Israele, sposata in Esatto. Israele e che ha da poco terminato il percorso di conversione all'ebraismo. Esatto. Raccontami qualcosa di questa esperienza. Allora, un'esperienza che è durata un anno di preparazione con la sinagoga riformista di Tel Aviv, Bet Daniel, ed è stato un anno di esperienza incredibile. Innanzitutto mi hanno insegnato in maniera approfondita tutti gli istituti più importanti, insomma la storia dell'ebraismo, abbiamo approfondito le festività, Chagim, abbiamo studiato in maniera minuziosa il calendario ebraico, abbiamo studiato la Tanakh. Lo studio della Bibbia è stato quello più interessante per me. Ogni episodio, ogni parte è stata avvincente per me. Era per me la prima volta che leggevo interamente dalla Genesi, tutto il Pentateuco, diciamo, e mi ha ispirata nella mia condotta di vita. Trovo che sia estremamente attuale. Ecco, quanto è durato questo percorso? Allora, questo percorso è durato per me 13 mesi, in teoria è un anno di preparazione e ovviamente si partecipa anche alle funzioni del venerdì o del sabato, della Shabbat, si partecipa perché è importante far parte della comunità, della congregazione. Per me è stato all'inizio, diciamo, parte, come dire, un po' doverosa perché dovevi farlo per ottenere appunto la conversione. In realtà poi è divenuta una bellissima esperienza a cui non voglio rinunciare, una cosa che mi riempie la vita, mi prepara il venerdì alla Shabbat ad essere più serena e più introspettiva per ricevere e tenere la Shabbat e mi piace, fa parte della mia esperienza. Poi Ecco, ovviamente ho imparato a cucinare in maniera adeguata, a scegliere i cibi che sono kosher, quindi ci teniamo anche a tenere quanto più possibile a casa kosher e l'inizio di un nuovo capitolo. ecco, si sa che l'ebraismo non è un monolite, ci sono diverse componenti, diciamo. Assolutamente, Ecco, pluralista. la tua componente qual è? Allora, io faccio parte dell'ebraismo, appunto giudaismo riformista. E quando verrai a trovarmi in Certo, Israele ti certamente. porterò Sì, in questo museo interessantissimo che si chiama ANU e là puoi avere proprio contezza di tutte le forme, svariate forme del giudaismo, dall'ultraortodosso, ortodosso, progressista, secular o laico, diciamo, che per la maggior parte dei cittadini a Tel Aviv sono così, non praticano tanto, e uno sceglie di essere, di vivere la sua esperienza nel modo che meglio, gradisce, sì, che sì. preferisce. Ecco, Io ho trovato me stessa nel giudaismo riformista. frequenti una sinagoga in particolare? Frequento la comunità di Bet Daniel di fronte al parco Yarkon di Tel Aviv ed è una comunità incredibilmente divertente, è profonda, è spirituale, la componente per la maggior parte internazionale, ci sono tanti americani che ci sostengono anche costantemente, ogni Shabbat c'è qualche ospite da ogni parte del mondo. Sono anche molto orgogliosa del fatto che mio marito, grazie a me, abbia iniziato il percorso, diciamo, di partecipazione attiva alla vita della congregazione e ci piace, bellissima. Ho visto che hai indossato la kippah. Sì, È una cosa un po'... adesso la vado a prendere. Eccola qua, ti do la mia, Grazie. tieni, ecco. Questa è quella che ne ho una uguale che mi hai donato tu, l'adoro anche perché ovviamente mi riporta direttamente a questa associazione di cui sono una big fan. Noi nella congregazione appunto riformista, in un'ottica egualitaria, no? Del ruolo della donna, indossiamo la kippah.
indossiamo la kippah, come anche la talit, ugualmente come gli uomini, appunto. I tuoi riferimenti, possiamo dire rabbini e rabbine, Sì. come erano, come sono anzi? Allora, io ho un ottimo rapporto con i rabbini della nostra congregazione, che sono Rabba Galia Sadan, una donna con cui abbiamo fatto un percorso meraviglioso anche di approfondimento di sole donne, cioè delle volte diciamo ogni anno portiamo avanti questo percorso e ci riuniamo per approfondire tematiche che possono essere le più disparate, dalla filosofia, arte, meditazione, ma anche con l'altro rabbino della congregazione. Vi invita, te l'ho detto, vi ha formalmente invitato perché sono molto ospitali, Rabbi Meir, e meravigliosi. Sì, organizziamo eventi culturali, delle volte appunto ci richiamo ai musei, siamo da poco andati a visitare a Gerusalemme, c'è un bellissimo museo appunto dove è conservata la più antica, la Bibbia più antica ritrovata nel Qumran, no? Da due beduini che appunto vendettero questi documenti ritrovati in due anfore per una cifra veramente irrisoria, penso tipo $90, una trentina di anni fa. E insomma, poi ci si rese conto del valore effettivo di questo ritrovamento, la più antica, 1200 anni, è una parte completamente quasi intatta, una parte appunto ovviamente quello che tu vedi nel museo è ricostruito perché altrimenti l'esposizione la porterebbe al deterioramento più rapido, ma è veramente interessante andare a visitarlo. Si chiama Museo di Shirin, appunto degli scritti, e poi anche vedere, apprezzare il modello della ricostruzione del Tempio di Salomone. Quanto sarà grande? Beh, bello grande, merita, è fatto tutto in marmo. E quello è uno dei musei più interessanti. Anche questo è stato diciamo un consiglio da parte della nostra rabbina di andare a visitarlo, e ti ci porterò con grande piacere. Certo, noi verremo, anche perché tu hai visto questa nostra sede col piccolo museo che questa diventa... è una chicca, ecco. È una chicca Ecco. meravigliosa. Quindi è un punto anche di riferimento fra noi Sardegna e Israele, quindi anche per la piccola comunità ebraica di Cagliari e la comunità Certo. israeliana e anche la vostra, Certo. e quindi siamo molto contenti anche perché sappiamo che adesso che sei ebrea a tutti gli effetti, diciamo, Sì. con un percorso che anche altri nostri amici hanno fatto e stanno facendo, potrai diventare anche cittadina israeliana per questo. Assolutamente sì. Quindi bisogna chiarire che per onore del vero questo percorso non è riconosciuto dal rabbinato ortodosso, che purtroppo ci ostacola, ma è riconosciuto dal governo israeliano pienamente, assolutamente, perché appunto il governo israeliano in ottica di apertura mentale riconosce il pluralismo di cui parliamo, no? E io mi sento ebrea 100%, quindi nella mia scelta non vedo perché qualcuno debba andare a sindacare, no? Comunque è assolutamente, infatti questo diciamo certificato che io ho ottenuto è un certificato che diciamo inizialmente è rilasciato da un organo che è considerato giuridicamente privato. Per divenire ufficialmente valido deve essere sottoposto appunto ad un processo, a una decisione del tribunale in sostanza. Quindi quando si termina questo percorso ci si avvale dell'ausilio di un avvocato, il quale appunto va a sottoporre il tuo caso, nel giro di 3 mesi viene riconosciuto, quindi tu col certificato vai al Mistrada Pneim, che è appunto l'ufficio dell'immigrazione, e ottieni appunto ufficialmente la tua qualifica di ebrea. È molto importante, è veramente molto importante, ti dà dei diritti
Eh, sacrosanti, Sì, 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 la sì. registrazione. E come dici tu correttamente, diciamo, devi poi far parte della comunità, continuare a far parte della comunità nella sinagoga, e all'incirca dopo 9 mesi puoi fare la domanda appunto per ottenere la cittadinanza israeliana. Sì, sì, E quindi io non infatti, vedo l'ora perché sarebbe infatti bellissimo. in Israele c'è una nostra cara amica, una ragazza che è diventata ebrea in Sì, Israele, Yael si chiama adesso, canta Yael. E forte. io Yael, Sharon. Io ho Sharon, tu scelto sei Sharon Sharon. adesso Sharon. e io ne conosco altre 6 o 7 di donne sarde che vivono in Israele e che sono diventate anche ebree, hanno anche la famiglia e quindi ancora una volta le donne sarde sono le nostre apripiste anche nel rapporto con Sì, Israele e anche con la religione e la cultura ebraica. Quindi tanti auguri per questa tua recentissima grazie. conquista e speriamo che tu venga seguita anche da altre ragazze e altre Grazie. ragazze E colgo sardi. l'occasione per rendermi disponibile se qualcuno avesse bisogno di un supporto. Io veramente molto, con grande gioia posso guidare un'esperienza incredibile, il corso divertentissimo, eh, profondo, spirituale, di cultura. Bellissimo, un'esperienza Allora, incredibile. tanti auguri Sharon. Grazie, Eh Toda sì, Rabba. vabbè.